Veneto sempre più cementificato nonostante i tanti stop, triste primato per la nostra regione sul consumo del territorio ed è scontro politico. Gentili telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. In primo piano il problema della cementificazione. Nonostante diversi stop al consumo del territorio, la Giunta del Veneto è il centro di aspre polemiche per una delibera che aggirerebbe l'ostacolo. Le opposizioni vanno all'attacco e il dibattito è aperto. Milva Andriolli in apertura. Dovrebbe partire il servizio? Il Veneto delle villette e capannoni continua a mangiarsi la terra, non solo quella destinata all'agricoltura. 10% il tasso di cementificazione che vale alla nostra regione il secondo posto sul podio nazionale dopo la Lombardia e davanti al Lazio. La graduatoria stilata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, racconta questo fenomeno in un arco temporale di mezzo secolo, da prima del boom economico alla crisi. Le ultime rilevazioni dal 1993 al 2006, fonte il tavolo tecnico permanente di sviluppo disciplinare della Regione Veneto, confermano l'antropizzazione del territorio. In testa la provincia di Verona, con 8.000 ettari, 80 chilometri sottratti in poco più di un decennio. E non basta la crisi a invertire la rotta. Dopo la moda delle villette e capannoni, spazio ai centri commerciali. A rimetterci, dice il presidente veneto della Coldiretti, l'agricoltura. È una cosa che non è più accettabile. E tra l'altro noi abbiamo già mandato una nota in regione per la nostra preoccupazione, perché se effettivamente si dice che l'utilizzo del suolo deve essere zero. Spetta alla regione legiferare e la legge sul commercio approvata nel 2012 aveva sancito punti fermi per contenere il consumo del suolo, salvo poi, denuncia l'opposizione a Palazzo Ferrofini, approvare in giunta una delibera che allarga la possibilità di insediare nuovi centri in stabili vecchi o dismessi anche nelle aree agricole. Questa dà la possibilità alle amministrazioni di andare in deroga e tutti gli ex allevamenti zootecnici dismessi possono essere trasformati in centri commerciali, una cosa assurda che aprirebbe a una grandissima speculazione e a milioni di metri cubi riversati sul territorio veneto, che vedrebbe cambiati i suoi connotati anche ambientali. I dadi sono tratti, la questione è troppo seria, la soluzione però deve essere chiara. Regionali o nazionali, io so una cosa, che se la regione vuole, dal governatore in primis, il quale ha sempre dichiarato che il consumo è solo zero, deve essere zero.